Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, apriamo questa nuova settimana e allo stesso tempo chiudiamo questo mese di febbraio con le ultime novità del giorno. Diamo il via al nostro oroscopo. Ariete, fermento di idee e di progetti da realizzare magari con gli amici o con la dolce metà. Siete dinamici, però è il gruppo il vero motore, la vostra forza. Con il partner gira bene in questo periodo e dagli amici apprendete la leggerezza, un'arte in cui sono dei veri maestri. Toro, non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, anche se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettete che i turbamenti emotivi interferiscano con la vostra naturale concretezza, procedete sulla vostra strada. Gemelli, la luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità, spirito brillante e scanzonato per voi, per passare questa giornata nel migliore dei modi. Fiato sospeso invece su una questione che vi sta molto a cuore, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Una modifica radicale di metodo vi consente infatti un ottimo rendimento. Complimenti. Finanze nelle grazie del cielo, mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. La decisione ora sta a voi. Leone, un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro, dopo tutto. Discussioni accese su quelle faccende che vi premono di più. Tenete d'occhio poi affari e investimenti. Vergine, Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale. Immediatezza nell'azione, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e una tenacia che raggiunge gli obiettivi. Queste alcune delle vostre caratteristiche, giocate bene le vostre carte. Bilancia, congiunta a Mercurio, la Luna ha effetti prodigiosi sulla vita sociale. Una nuova conoscenza si potrebbe rivelare fin da subito l'anima gemella. Amicizie da coltivare in questo periodo, dallo scambio con gli altri infatti scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista a Sillo e la carriera, con le vostre ambizioni personali che divergono e non poco dalle esigenze dei vostri cari. In questo periodo ciò che vi attende sono anche spese extra per casa e familiari. Appare piuttosto difficile in effetti conciliare la professione e la famiglia, ma rifletteteci su perché non è impossibile. Sagittario, la luna in acquario vi fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto troverete nuovi stimoli, nuove sollecitazioni. Inviti, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e disimpegnato che soddisfa il bisogno di libertà. Questo è quello che vi ci vuole. Capricorno, esperienze intriganti, una storia che prende il via. La passione in questa fase vi infiamma quasi. Interessanti incontri anche in ambito lavorativo per voi. Una situazione in bilico, d'altra parte, reclama di essere conclusa. Cercate consigli, ma fate attenzione alle spese. Acquario, tutto oggi sembra andare in direzione contraria rispetto alle aspettative. Tuttavia la mano che regge il timone è ferma, la barca mantiene la sua rotta. La quotidianità presenta percorsi a ostacoli, lo sappiamo, da dribblare però con agilità. Diverbi familiari invece davanti a voi da appianare con morbidezza. E chiudiamo con i pesci. Un lunedì sostanzialmente tranquillo. Assecondate stasera il bisogno di svago, relax e buona, stimolante compagnia. I sentimenti sembrano rimanere un po' sullo sfondo e questo non è esattamente ciò che volete. Anche l'economia si dimostra un po' instabile. Evitate quindi passi falsi, facendovi consigliare prima di agire da una persona esperta. Ed è tutto quindi anche per questa ultima giornata di febbraio dalle nostre stelle. Noi vi auguriamo un buon lunedì, un buon inizio settimana e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.